Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo della 41esima pillola di radiestesia radionica basic del vostro Marietto Veneziano, in cui parleremo di un circuito radionico che è stato ideato per armonizzare l'energia di un ambiente e delle persone che in essi vivono. Avrà un'azione quindi tranquillizzante, rassenerante e armonizzante e favorirà il sonno, e inoltre ha il potere di riallineare e armonizzare i vostri 7 chakra, le chakra delle persone in cui questo circuito è attivato. Però prima vediamo un po' la base. Prima di tutto, prima di iniziare, il vostro Marietto vi dice subito di iscrivervi al canale di The Gara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove sapete che al lunedì sera alle 20:30 il The Gara Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito in cui si parla di esoterismo, Kabbalah e ermetismo. I link sono sotto qui in descrizione, potete pure per poterci raggiungere. Se avete domande chiedete a Milas, che è sempre molto gentile e disponibile a aiutare tutti quelli che stanno per entrare. In più, se volete lasciare un super like e un bel commento sotto qui, siete invitati. Anche vi avviso che c'è aperta anche la community nel mio canale YouTube, quindi se volete anche scrivere dei commenti nella community nel mio canale YouTube siete benvenuti. Bene, partiamo da questo quadrante radiostesico per la valutazione, che ormai chi mi segue sa che si trova nel sito capitano.altervisto.org nei vari ebook ed è gratuito. Mettiamo il testimone e chiediamo se questo trattamento radionico va bene per noi. Il testimone potrebbe essere una foto di un ambiente in cui noi viviamo, e chiaramente il pendolino ci dice di sì. Vi ricordo sempre, e l'ho detto anche in altre pillole, che quando si inizia un trattamento o un'indagine radiostesica bisogna sempre fare il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato e la meditazione della stella di David per andare sul sicuro. Quindi qualche minuto prima bisogna attivarsi in quella direzione. Bene, passiamo a un altro quadrante radiostesico, è il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, e vediamo come sarà questo circuito radionico che metteremo appeso alla parete dell'ambiente dove vogliamo attivarlo e far influenzare in modo positivo tutto l'ambiente. Quindi è molto favorevole, vedete? Quindi andiamo sul sicuro che per questo tester è positiva la cosa. Bene, andiamo avanti, e qui però il vostro Marietto vi consiglia di mettere una foto dell'ambiente, anche dell'ambiente in questo circuito che sapete, in questo quadrante radiostesico, per valorizzare anche l'ambiente. Quindi qui mettete una foto, ad esempio, della stanza dove appenderete. Questo è un plus che il vostro Marietto vi dice. Qui mettete una foto, un testimone dell'ambiente in cui volete proteggerlo, così, e poi attivate, lo valorizzate col vostro pendolino. Fatto questo, finiti 21 giri, lo lasciate fin quando il tempo, fin quando valuterete che le energie si sono tranquillizzate, e lo posizionerete in un posto nascosto sopra un armadio o dentro un cassetto. Tanto non ha bisogno di luce, perché i circuiti radionici lavorano con la luce eterica. Poi entriamo proprio nel vivo. Questo circuito radionico, il circuito radionico in sé è stato studiato circa 10 anni fa e anche abbondantemente di più da Giorgio Picchi, e amplificato e potenziato dal vostro Marietto Veneziano con la protezione del disimpregnatore, l'OM, e chiaramente l'impaginazione molto particolare. Questo circuito, lo ripeto, è stato dato all'umanità da Giorgio Picchi più o meno più di 10 anni fa, 11 più o meno. Quindi questo circuito va appeso come un quadro sulla parete dell'ambiente prescelto e lo si lascia in funzione per tutto il tempo che si desidera. Va bene? Quindi quando voi vedete che ci sono delle, delle energie che non sono proprio consone, questo circuito aiuta a favorire nelle persone un sonno fisiologico che permette di recuperare il riequilibrio delle energie fisiche, emozionali, mentali e spirituali. Se vedete che in camera dei bimbi o in camera vostra c'è qualcosa che non funziona, questo aiuta un attimino. Quindi ripeto, questo circuito è stato ideato per l'armonizzazione delle energie di un ambiente e delle persone che essi vivono. Ha un'azione energetica tranquillizzante, rassenerante e armonizzante. Favorisce il sonno, inoltre ha il potere di riallineare e armonizzare i 7 chakra delle persone. Bene,
quindi non c'è bisogno neanche del pendolino. In questo caso basta che lo appendete in ogni stanza dove volete che queste energie benefiche vengano, come si dice, emanate da questo circuito. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazia di avermi seguito fino qui per la 41esima lezione di Radiestesia Basic. Vi invito anche di andare a vedere le altre pillole, ce ne sono 40, sono gratuite chiaramente, anche venirci a trovare nel sito alcapitano.artivista.org e nei nostri gruppi Facebook, in Telegram, e i link li trovate qui sotto in descrizione. Se lasciate un commento il vostro Marietto è contento. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!